Directa Sport, buonasera da Olbia, dal Geopalace, turno infrasettimanale per la Serie 2 di volley femminile, il penultimo turno della regular season. Si gioca la gara tra Ermea Olbia e Omia Cisterna, il fanalino di coda in Gallura, in casa della formazione di Ivan Iosi, che cerca una vittoria piena, che manca da 2 mesi esatti, dal 7 di febbraio. È una vittoria che soprattutto darebbe la salvezza matematica alla formazione isolana in una stagione al di sopra delle aspettative, soprattutto nel girone d'andata, concluso al 4° posto, mentre denso di difficoltà nel girone di ritorno, con tanti problemi di infortuni e i risultati che non sono arrivati. Olbia però viene da 2 prestazioni molto convincenti, anzi 3, con le sconfitte in casa contro Soverato, 3 set molto tirati, tutti persi, poi la sconfitta ancora interna contro Palmi per 3-2, quindi l'ultima domenica scorsa per 3-1, lottando e sfiorando l'approdo al tie break in casa della capolista Forlì, che veleggia verso la promozione in Serie 1, che potrebbe arrivare già questa sera contro Pesaro. È una giornata molto importante per il campionato, perché potrebbero esserci i vari verdetti. Tra poco, ovviamente, raggiungendo la nostra postazione, proveremo anche a fare chiarezza su quelli che sono gli incastri di classifica. Si gioca una sfida fondamentale a Palmi per quello che riguarda appunto la lotta a salvezza, tanto davvero da decidere questa sera. Tra poco si parte, alle nostre spalle le ultime fasi del riscaldamento, alle mie spalle l'Ermea Olbia che si prepara, che ovviamente sente anche la tensione per questo match. Io lascio il microfono, vi lascio godere la presentazione delle squadre ad opera dello speaker, guadagno la postazione di commento al fianco del nostro Alberto Tosini e poi sarà telecronaca diretta di Ermea Olbia Omia Cisterna.
pronto per cominciare questa sfida al Geopalas tra Ermea Entu Olbia e Omia Cisterna. Dunque la formazione gallurese cerca la salvezza matematica con una giornata di anticipo contro il fanalino di coda Pontino, che vorrà chiudere in bellezza, provarci almeno qui in casa della formazione isolana, che nel girone di ritorno ha avuto tante difficoltà per fare punti, per vincere partite. Una vittoria manca, pensate, da 2 mesi esatti dal successo per 3-1 contro Settimo Torinese. Allora per le ragazze di Ivagnosi l'obiettivo è davvero quello di interrompere la serie di sconfitte, anche se nell'ultimo periodo sono arrivate prestazioni notevolmente incoraggianti contro Soverato, Palmi e capolista Forlì, ma è mancato soprattutto il riscontro di punti. L'umore comunque molto buono in casa Olbia, facce molto cariche per ovviamente chiudere il discorso senza preoccuparsi di quanto succederà sugli altri campi. Si parte subito con il muro della formazione olbiese, muro che è arrivato con Sofia Rebora. E allora 1-0 Ermea. Andiamo a vedere i sestetti con Olbia che recupera anche le giocatrici acciaccate, quindi Rebora e Valpiani. C'è anche Camarda in condizioni precarie già da qualche settimana, quindi Valpiani e Brussa che attacca adesso e va a chiudere per il 2-0. Le schiacciatrici che sono Camarda e Vilco, al centro Rebora e Giuliani, libero ovviamente Alessia Ameri. Per quanto riguarda invece l'Omia Cisterna ci sono Neri e Talamazzi, con Liguori e Barboni al centro, Centi e Bertaiole, libero che è Zampedri. Attenzione all'attacco da parte di Barboni, che va a firmare il primo punto di questa serata per l'Omia Cisterna. 2-1 il punteggio in questa primissima fase di gara. Andiamo a vedere quella che è la classifica, poi faremo chiarezza su quanto concerne in particolare il discorso della lotta salvezza e la lotta per evitare o conquistare il play-out. C'è Forlì che comanda con 59 punti, Forlì impegnata a Pesaro e può conquistare la promozione in Serie A1. Soverato insegue a 56, 50 punti per Monza, 45 per Pesaro, 40 per Filotrano, 43 per Trentino, 39 per la Chiotto Caserta, 37 per Chieri, 32 per la Ermea Olbia, 31 per Palmi, 24 per Aversa. Palmi e Aversa si sfidano in questo momento in una gara decisiva, sicuramente uno dei match clou della giornata, quindi già retrocesse. Settimo Torinese con 20, Rovigo con 16 e Omia Cisterna con 8. Intanto è 3-1 il punteggio per l'Ermea, che attacca con questo colpo di Camarda. C'è la difesa di Valpiani, l'alzata in bagger di Ameri per Brussa, la parallela c'è Zampetri però a difendere, quindi il contrattacco da parte di Talamazzi, difeso ancora dall'Ermea, scambio molto lungo, bene le difese, poi Barboni, murata la copertura di Zampetri, ancora una possibilità per Barboni, il tocco del muro, ci arriva Vilcu, c'è la possibilità per l'Ermea, non ci arriva però Sofia Rebora con il braccio sinistro sotto rete. Allora 3-2 il punteggio. Dicevamo, situazione di classifica piuttosto intricata in coda, dove sono già retrocesse Settimo Torinese, Rovigo e Cisterna, le ultime tre che come da regolamento vanno direttamente in Serie P1, mentre per quanto riguarda il play-out si sfidano la 11ª in classifica e la 10ª in classifica, a patto che il distacco tra le due non sia superiore ai 4 punti. In questo momento Aversa è quart'ultima con 24 punti, Palmi ne ha 31. Questo vuol dire che Aversa deve ricucire lo strappo e deve farlo obbligatoriamente quest'oggi nello scontro diretto. L'Ermea con una vittoria da 3 punti è sicuramente salva. Settimo Torinese non ha più speranze di riaprire il discorso perché andrebbe a quota 26, ma sarebbe comunque troppo lontana, quindi più di 4 punti da chi precede, quindi bisognerà guardare per quanto riguarda la lotta a salvezza ovviamente alla partita qui di Olbia e a quella che si gioca tra la Clendi Aversa e la Golem Software Palmi. Ovviamente daremo aggiornamenti in diretta qui dal Geopalas. Palmi che è avanti 6-3
dopo le prime battute di partita. Intanto Vilco a segno per il 4-3 dell'Ermea, con Cisterna che in precedenza era data a segno con un ace. 4-3 al servizio va Sofia Rebora, la centrale che rientra da un infortunio. Problemi per lei già da qualche giorno, ha giocato non senza difficoltà contro Palmi, giocando comunque molto bene, e a Forlì la sua assenza si era fatta sentire, così come quella di Beatrice Valpiani, sostituita dalla Caboni. 4 pari dopo l'errore al servizio di Rebora, il servizio di Talamazzi, male la ricezione di Olbia, non bene però il contrattacco di Cisterna, che però difende, quindi contrattacco organizzato così in qualche modo da Centi, che però commette l'infrazione, e allora 5-4 Ermea. E a servizio va il capitano della formazione gallurese, Natalia Brussa. Tutta piedi a terra stavolta per Brussa, che è capace di forzare e portare a casa tanti punti con il servizio. Non ce n'è bisogno, perché la correlazione muro-difesa dell'Ermea funziona bene. Camarda mette a terra il pallone del +2, 6-4. Ermea, con il turno in battuta di Brussa che prosegue. Zampedri in bagger da Talamazzi, e poi in qualche modo Barboni trova a questo punto distratta qua la difesa dell'Ermea, non ci arriva in extremis Brussa. Punto numero 4 per Arianna Barboni. 3 in attacco, 1 con un ace. Murata Camarda, c'è la copertura di Giuliani, Valpiani in bagger, l'attacco da seconda linea di Brussa che va a segno. C'era arrivata molto bene ancora Barboni, poi però Maruotti non ha trovato la difesa in braccio alla propria panchina, e allora 8-5 Ermea che prova a scappare via. Ancora Camarda a servizio, battuta insidiosissima su Maruotti, poi Barboni da seconda linea, c'è Ameri, sempre precisa, sempre puntuale in difesa. In diagonale Brussa tiene molto bene la difesa di Noschese, ancora Ameri con una grande difesa, ce ne ha fatte vedere tante nelle ultime 3 partite. Il libero ultimo arrivato in casa Olbia, e poi Vilcu passa per il 9-5. Ermea. Andiamolo a vedere anche il programma della giornata. È la 12ª di ritorno, la penultima di questo campionato. A Pesaro si gioca la sfida tra Pesaro e Forlì, quindi a Trento Delta Informatica Trentino contro l'Ardini Filottrano, altra gara molto importante per quelle che sono le zone playoff. Ad Aversa, l'abbiamo detto, il match clou nella zona calda tra Clendi e Golden Software Palmi, 10-7, 10-8 in questo momento. Olbia contro Omia Cisterna, quindi Chieri Monza, Settimo Torinese Rovigo e Soverato che ospita Caserta. Il servizio da parte di Costanza Neri, e poi la sassata da parte di Adriana Vilcu. Non la può la difesa della Omia Cisterna.
10-6. Mentre Ivan Josi va a scambiare due parole con Alessia Meri, c'è da mettere a punto qualcosa in seconda linea. Alessia Meri, giocatrice che ha davvero portato un contributo enorme alla causa albiese, abbiamo detto più volte, probabilmente è arrivata un po' tardi per mantenere l'Ermea nelle zone che contano, nelle zone playoff che l'Ermea aveva abitato per tutto il girone di andata, chiuso al quarto posto. Intanto l'ace di Giuliani, che poi va ancora al servizio. Barboni, le mani del muro, la difesa di Brussa, poi quell'attimo di esitazione tra Vilco e Rebora permette alla palla di cadere sul Taraflex gallurese, e allora 11-7 al servizio Ilaria Maruotti. Il punteggio. Ilaria Maruotti che ha segnato uno dei 7 punti che per il momento la Omnia Cisterna ha nel suo carniere, ne ha segnati 4 Arianna Barboni, poi 2 errori per l'Ermea, adesso senza muro praticamente Vilco, che è entrata alla grande in questa partita, firma il 12-7 più 5 Ermea, primo time out tecnico di questa partita. Galluresi in controllo, galluresi che provano ad andare in fuga sin dall'inizio. Il servizio di Beatrice Valpiani, l'attacco molto bene in diagonale da parte di Ester Talamazzi, diagonale stretta della classe 96, numero 12, trova un gran punto la Omnia Cisterna uscendo da questo time out tecnico, punteggio che adesso è di 12-8. Ermea che non può avvalersi di Cindy Liffezzi, problema fisico per lei, zoppica vistosamente, problema alla caviglia, il ghiaccio nella caviglia destra della numero 13, però ovviamente è nell'angolo con le altre compagne a supportare la formazione di Ivan Josi, che va al servizio con Adriana Vilco. Adesso in ricezione pasticciano Maruotti e Talamazzi, quindi c'è la possibilità per Brussa, trovata da Beatrice Valpiani. Non perdona Brussa, attacco poco al di là della linea dei 3 metri. 14-8. Servizio ancora di Adriana Vilco, si alza la palla non benissimo, trovo comunque un servizio estremamente insidioso per l'Omnia Cisterna, che infatti non può attaccare. Allora Valpiani va a spingere questa palla per Camarda, ancora l'attacco in diagonale che abbatte Zampedri, e allora il libero della formazione pontina non può nulla. 15-8, scappa via l'Ermea. Segue con grande partecipazione William Droghei, l'allenatore della Omnia Cisterna, che adesso torna a far punti. 15-9 con l'errore al servizio di Adriana Vilco. Barboni al servizio, alla battuta su Vilco, riceve così, deve fare gli straordinari Valpiani in bagger, poi però Brussa riesce ad aggiustare questa palla, la lavora molto bene in attacco. Ancora assedio Natalia Brussa, che dopo i 18 punti di Forlì, 41 contro Palmi, vuole proseguire trascinandosi sulle spalle la squadra gallurese. A servizio Vilco, riceve male ancora Maruotti, e allora Sara Giuliani a vincere il duello a rete. Tutto facile per lei. 17-9 Ermea, che scappa ulteriormente, più 8 time out per Droghei, che vede le sue ragazze in estrema difficoltà. Si riparte dal 17-9 per l'Ermea. Al servizio va Sofia Rebora. 17-9 con l'Ermea che sta assolutamente dominando, come era del resto nel pronostico. Adesso direttamente in rete il servizio della centrale, che viene da qualche problemino
alla schiena. Andiamo a vedere anche la situazione negli altri campi, dove Palmi sta vincendo per 16-14 in questo primo set. La parità che interessa maggiormente ovviamente l'Ermea Olbia, perché da questa dipendono i discorsi relativi a play-out e salvezza. Ermea, che ricordiamo con una vittoria da 3 punti non avrebbe nessun problema nel festeggiare la prima salvezza sul campo in Serie 2 della sua storia, visto che l'anno scorso ha conquistato la permanenza in Serie 2 al ripescaggio. Ancora un errore gratuito al servizio per il capitano Natalia Brussa, secondo errore consecutivo per l'Ermea. 17-11 il punteggio. Adesso al servizio va Angelita Centi, la centrale numero 2, Valpiani, poi Brussa, la pipe passa, si riscatta subito Natalia Brussa. 19-11, molto bene qua Valpiani a trovare il suo capitano. 19-11 più 8, Camarda al servizio. Per quanto riguarda le altre partite, Filottrano è scappata via in casa della Delta Informatica Trentino 17-12, mentre Settimo Torinese avanti 22-15 contro Rovigo, ma una parità tra squadre già retrocesse. Grande equilibrio tra Soverato e Caserta, con Caserta avanti 17-16. Attenzione al duello a rete tra Giuliani e la numero 10 Muri. C'è la possibilità per l'Ermea, dormono letteralmente Camarda e Valpiani, e infatti il punto è della Omia Cisterna. 19-12 il punteggio al servizio. Adesso ancora Elisa Muri, Ermea che sta peccando di disattenzione in alcuni frangenti, permette alla Omia di avere ancora un po' di fiducia, anche se deve recuperare 7 punti. Palla che danza sul nastro, fase della parità piuttosto confusa. Vilcu a segno, non tiene la difesa di Ilaria Maruotti. 20-12. Omnia Cisterna che chiede adesso ancora un time out, secondo time out di questo primo set, time out discrezionale per Droghei. 20-12 il punteggio, ci fermiamo per qualche istante. Il punteggio, si riparte dopo il secondo time out discrezionale della Omia Cisterna. Bene in difesa adesso l'Ermea, il contrattacco di Vilcu, grande attacco mancino da parte della bionda rumena. 21-12, gran primo set per Adriana Vilcu, che ha messo a terra 6 palloni, 5 li ha messi a terra Brussa con un muro, quindi 6 punti totali per l'Argentina. Il servizio di Giuliani molto insidioso a filo rete, Cisterna in qualche modo riesce a tenere su questa palla, ma la benedizione di Sofia Rebora. Più 10 Ermea, 22-12, nessun problema davvero per la squadra sarda, che vede la linea del traguardo di questo primo set, il primo dei 3 passi che servono questa sera per poter festeggiare l'agognata salvezza dopo un girone di ritorno molto difficile. Giuliani cerca l'ace, ma piazza la palla leggermente fuori dal campo della squadra ospite, che va al servizio con Maruotti. 22-13, servizio della numero 15, giocatrice classe 94, squadra molto giovane, la Omia Cisterna, che ha raccolto appena 8 punti in questo campionato. Qui Ameri non ha precisione nel suo bagger all'indietro, palla che cade praticamente sulla rete senza che Vilcu possa tenerla in gioco. 22-14, punticino recuperato dalla Omia Cisterna, che dicevamo ha appena 8 punti in classifica, 8 punti con 23 sconfitte e appena una vittoria. A segno ancora Sofia Rebora, anche per lei un gran primo set. Lei e Vilcu sicuramente stanno dando una grossa mano alle bocche da fuoco Brussa e Camarda, per un'Ermea che sta giocando comunque bene a livello di collettivo e non sta sicuramente sottovalutando una pratica che alla vigilia si preannunciava davvero agevole. 24-14 il punteggio, e quindi ci sono 10 set point per l'Ermea. Il primo lo gioca sul servizio di Valpiani, la possibilità per Talamazzi in diagonale, fuori
E allora primo set che va in archivio, Ermea avanti 25-14 senza storia. Questo primo parziale, top scorer sicuramente Natalia Brussa e Adriana Vilcu, ma bene nel complesso l'Ermea che sta conducendo senza affanni nel giorno in cui cerca appunto la permanenza matematica nel campionato di Serie 2. Ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo sempre in diretta su directasport.it, sardegnasport.com per questa sfida tra Ermea e Omia Cisterna. Si riparte dal 1-0 per l'Ermea, primo set vinto agevolmente dalle ragazze di Ivan Iosi, netto il 25-14 per l'Ermea, finito anche il primo set a settimo torinese con la formazione piemontese che ha vinto 25-18 contro la Benj Rovigo, una partita che appunto non ha nulla da dire per la classifica. Monza ha vinto il primo set in casa di Chieri 25-19. Questi sono dunque i set, le partite che sono arrivate alla fine del primo set, ma tutte le altre sono in addirittura d'arrivo. Vilcu, Murata e poi non riescono Ameri e Rebora a tenere viva questa palla. Gran muro qua da parte di Barboni, sicuramente la migliore della formazione pontina. Maruotti, un punto per lei nel primo set che è durato 22 minuti. Direttamente in rete il servizio di Maruotti. Nel primo set dicevamo 6 punti per Brussa e Vilcu, 2 preziosi di Giuliani e Rebora, con Giuliani che ha messo a segno anche un ace. 3 per Alessandra Camarda, segno del contributo collettivo alla causa per quanto riguarda la formazione gallurese. Talamazzi, adesso Murata, c'è bene la copertura di Barboni che può contrattaccare, le mani del muro, poi dormono Ameri e Camarda, in particolare Ameri qua non è reattiva nel salvare questa palla. Cenno d'intesa tra Ameri e Camarda, appunto della Omia, che è avanti 2-1 in questo secondo set. Valpiani da Rebora, mani fuori, ancora pungente qua la centrale per il 2 pari. Ermea che non vince da 2 mesi, dal 3-1 contro settimo torinese, poi una lunga serie di sconfitte, il 3-2 di Monza che aveva comunque lasciato ben sperare, invece inaugurò poi una serie di prestazioni non all'altezza, di sconfitte pesanti come quelle interne contro Caserta e Rovigo. La classifica è notevolmente peggiorata, dal quarto posto della fila del girone d'andata si è arrivati a temere ad oggi il play-out, che comunque non dovrebbe riguardare la formazione di Iosi, che appunto ha in mano ancora il suo destino. Con una vittoria piena oggi conquisterebbe la salvezza matematica. Il servizio affidato ad Adriana Vilcu, Ermea avanti 3-2 e Zampedri riceve molto bene, quindi l'attacco da parte di Angelita Centi. Gioca bene al centro qua la palleggiatrice Costanza Neri. Angelita Centi, classe 86, una delle più esperte. Adesso il servizio direttamente in rete da parte di Arianna Barboni. Brutto servizio qua per lei. 4-3 il punteggio per l'Ermea. Adesso è Rebora che va in battuta su Zampedri. Bene ancora il libero, la pipe che però Barboni non riesce a giocare. Allora Camarda con il contrattacco, il pallonetto, la copertura di Talamazzi, l'invasione da parte di Talamazzi che non è assolutamente d'accordo, anzi l'invasione di Angelita Centi non è assolutamente d'accordo con la chiamata dell'arbitro, del secondo arbitro Alberto Pozzi, ma insomma non cambia la decisione. 5-3 Ermea, il primo arbitro che invece è la signora Pristerà di Torino. Adesso sì, la pipe di Barboni che passa senza muro. 5-4, ritmi molto bassi, possiamo dirlo, qualità non eccelsa del gioco fino a questo momento. Una partita che dal punto di vista tecnico, salvo rari sprazzi, non sta offrendo grande spettacolo. Ermea adesso che ha l'opportunità con Capitan Brussa, la parallela, gran difesa da parte di Zampedri, quindi la possibilità per
l'attacco di Maruotti, che è molto brava a lavorare questa palla, a non farsi intimorire dal muro e dalla palla bassa, e mette a segno il quinto punto. Omia Cisterna che è partita bene in questo secondo set, 5 pari. Servizio di Ester Talamazzi, riceve Ameri, il primo tempo di Sara Giuliani, 6-5. A firma della numero 14 che firma il suo terzo punto. Secondo in attacco, attenzione alla ricezione non straordinaria da parte di Maruotti, c'è la possibilità ancora per la Omia che quasi trova un punto casuale. Camarda con il contrattacco sopra le mani del muro, bravissima qua Alessandra Camarda, 7-5. Molto brava qua Camarda, che non ha sbagliato praticamente nulla in questa partita. L'Ermea che in attacco ha percentuali elevate. Ancora Zampedri, sollecitata in ricezione. Neri da Maruotti che viene tenuta dalla difesa dell'Ermea. Poi Camarda rischia qualcosa in diagonale, la difesa proprio di Maruotti, non può attaccare Cisterna, e allora ancora la possibilità per Giuliani. Murata da Maruotti, sta giocando un'ottima partita, numero 15 Maruotti, che è una classe 94, a conferma della linea verde. Angelita Centi adesso al servizio, la trentenne, 1,80 m di altezza per lei, riceve Vilcu. Ancora Camarda chiamata in casa da Valpiani, gioca bene con il muro a 2 Neri Bertaiola e firma il punto del numero 8-6. Si arrabbia qua coach Droghei per l'assenza, credo, di copertura dopo il buon muro di contenimento della squadra laziale. Camarda al servizio, la battuta flottante, riceve Noschese, quindi Maruotti direttamente sul nastro. 9-6, time out chiesto da Droghei, più 3 Ermea Olbia. Primo time out discrezionale per il coach della Omia Cisterna. A servizio ancora Camarda, la battuta su Zampedri, bene in ricezione il libero, poi la pipe di Barboni che però poi sparacchia fuori. Classico fischione qua di Arianna Barboni. 10-6, ancora il turno in battuta di Camarda. Camarda che ha messo a segno 7 punti, tutti in attacco. Ancora Zampedri, il primo tempo ben giocato qua da Bertaiola. 10-7. Battuta di Neri, Valpiani, la pipe di Brussa, le mani del muro, palla che danza, non interviene però nessuno, né le due giocatrici a muro in autocopertura né Neri da seconda linea, e allora punto per Natalia Brussa, punto numero 7 anche per lei, raggiunge Camarda. 11-7 il punteggio. Ermea che adesso si prova a scappare anche in questo secondo set. Il primo l'ha vinto nettamente, 25-14. Zampedri in bagger da Barboni che non chiude. Valpiani per Vilcu, sassata di Vilcu, gran difesa da parte di Noschese, poi Neri brava a tenere viva questa palla. Ermea però ancora una possibilità, la fast di Sofia Rebora, a segno 12-7. Primo time out tecnico di questo secondo set, più 5 per l'Ermea in assoluto controllo delle operazioni. Giuliani al servizio, direttamente in rete per rientrare in questa partita. 12-8, Giuliani 3 punti per lei.
Sono cominciati anche i secondi set nelle altre partite di questa giornata. Trentino ha perso il primo contro Filotrano 25-20. La sfida tra Palmi e Aversa 1-0 per le calabresi in terra campana, 25-21 il primo set. Olbia ha vinto il primo ovviamente 25-14, avanti 12-9 in questo secondo set. A Chieri Monza 25-19 per l'1-0 della formazione brianzola. Settimo torinese ha vinto il primo contro Rovigo, mentre Caserta ha vinto il primo set in casa di Soverato, che rischia di abbandonare i sogni di primo posto in questa penultima giornata di regular season. Adesso un gran scambio molto prolungato, poi Brussa per chiudere, si tuffa Maruotti, la tiene viva, quindi Bertaiola all'indietro, ancora una possibilità per l'Ermea, scambio spettacolare, Brussa a segno, Natalia Brussa, palla che non era perfetta ma è riuscita a lavorarla molto bene l'opposto argentino per il 13-9. Valpiani su Maruotti, Neri da Talamazzi, le mani del muro, palla che danza, la tiene viva Valpiani, manda di là in bagger con il solito gocciolone Alessia Meri, quindi Zampedri in bagger Neri dietro da Barboni, palla difficile, la manda fuori infatti la numero 5, anche un po' stanca, ha attaccato tantissimi palloni in questo primo set e mezzo di serata. 13-10, Bertaiola al servizio, la centrale 23enne. Riceve Ameri, Valpiani in qualche modo da Rebora, il muro, la copertura, qui un grande salvataggio da parte dell'Ermea, la voglia di non far cadere il pallone, poi Brussa mette d'accordo tutti. Con il punto numero 14 dell'Ermea, il nono della sua partita, 14-10. Cambio per la Omia Cisterna, in campo De Arcangelis al posto di Angeli Tacenti. Cambia dunque al centro la Omia, in campo la classe 96, numero 4, Lola De Arcangelis. Più 4 Ermea che va al servizio con la battuta in salto di Adriana Vilcu, non benissimo ancora una volta l'alzata della palla, poi però il servizio è pesante, non riesce però la rumena a difendere sull'attacco potente in diagonale di Barboni. (14-10) 14-11 scusate il punteggio. Direttamente in rete il servizio di Ariana Barboni, 15-11. È lungo il servizio di Sofia Rebora, 15-12 il punteggio. Ha voluto forzare qua la centrale. Riceve Vilcu, Valpiani per Brussa che passa. Qua 16-12, qua grande attacco da parte di Natalia Brussa che è davvero incontenibile. Omia Cisterna che non ha trovato ancora le contromisure a muro. Battuta a piede a terra per Brussa su Zampedri, insidiosa, Neri va da Maruotti, c'è la difesa di Brussa ancora preziosissima, quindi Camarda Murata molto bene qua da Lola De Arcangelis che entra bene in questa partita. 16-13, aspettava lì il muro, Camarda non ha guardato minimamente le mani del muro, ha picchiato duro ma il muro interno è stato fatale e fuori il servizio di Lola De Arcangelis. 17-13, ben lasciata qui la palla da Alessia Ameri.
Grande carica in casa Olbia, non si vuole lasciare davvero nulla e allora arriva anche l'aiuto da parte della Omia. Ace per Alessandra Camarda, 18-13 Ermea, secondo set, time out per William Gorghei. Si riparte col servizio di Alessandra Camarda, Neri va con la pipe per Barboni, stavolta ben eseguita, a segno 18-14. 19-14 con l'ennesimo errore al servizio per la squadra della Omia Cisterna, più 5, e al servizio va Sara Giuliani. Battuta ancora a mettere in difficoltà Zampredri, praticamente sempre lei sollecitata in ricezione, non è puntuale la difesa di Giuliani e allora va a segno Maruotti che va al servizio. 19-15 al servizio proprio la numero 15, Ilaria Maruotti. Lei e Barboni sono gli attaccanti principali della formazione di Gorghei. Sbaglia, comunque non è perfetta in ricezione Camarda, c'è la possibilità in attacco per la Omia. Barboni, bene in difesa Camarda qua, e allora Velcu, fallo in palleggio per Beatrice Valpiani, punto Cisterna che rosicchia un altro punticino, 19-16. E allora momento di leggera difficoltà per l'Ermea, vogliono parlarci su Ivan Iosi e Marco Sinibaldi, e allora ci fermiamo per qualche istante. Si riparte dopo il primo time out discrezionale della partita dell'Ermea Olbia e si ritorna in campo con un regalo al servizio da parte della Omia Cisterna. Tanti davvero gli errori al servizio che stanno penalizzando una Omia Cisterna già sfavorita alla vigilia, ma regalare così senza neanche forzare le battute è davvero troppo per la Cenerentola di questo campionato. Adesso salva miracolosamente la palla la difesa olbiese, che però deve difendersi dal contrattacco di Barboni. La parallela, gran difesa da parte di Alessia Meri sulla parallela. Brussa, c'è il duello sul nastro, il punto è della Omia Cisterna, viene fischiata invasione a Natalia Brussa che non è assolutamente d'accordo con la decisione dei Pozzi. Conciliabolo tra Brussa e Pozzi, il punto è comunque della Omia Cisterna che deve recuperare 3 punti, 20-17 al servizio Silvia Bertaiola. (21-17) per Brussa ancora a segno, 22-17, sempre lei. Un momento di leggera opacità. A salvare o comunque riprendere l'inerzia positiva per l'Ermea. Vilco a servizio, la solita battuta potente in salto. Neri, primo tempo con De Arcangelis, quindi Amerin Bagher, Zampedri e poi Barboni in diagonale, c'è ancora puntuale in difesa Vilco. Camarda con il contrattacco decide di andare sopra il muro con il pallonetto. (22-18). Camarda
Assegno ancora lei, 23-18, Ermea a 2 punti dal 2-0, cambio per Ivan Iosi che toglie Sofia Rebora, inserisce Eleonora Caboni. Gli applausi ovviamente per una delle beniamine di casa, una delle bandiere della formazione gallurese. Battuta dalle parti di Maruoti, neri per Barboni da seconda linea, abbastanza monotematico l'attacco della Omia. Valpiani in bagger da Camarda. Era andata profonda a cercare di difendere questa palla Maruoti, palla che cade davanti alla schiacciatrice della Omia. Ermea che ha 6 palle set per andare avanti di 2-7 e conquistare il primo punto di questa serata. Ancora servizio con Caboni, la solita battuta ficcante che mette in difficoltà la ricezione della Omia, che infatti non può attaccare, e allora c'è la possibilità di chiudere per l'Ermea. Valpiani dietro da Brussa, 2-0 Ermea, 25-18 per la squadra di Iosi, che dunque vede vicinissimo il traguardo. La gioia per la squadra del presidente Sardi, con un visibile sorriso convinto, ovviamente vicinissimo il traguardo della salvezza sul campo per l'Ermea. C'è ancora da vincere un set, noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo in diretta su directasport.it. Sempre in diretta su directasport.it in una serata, in un mercoledì ricco di sport per la Sardegna. Ovviamente su sardegnasport.com stiamo seguendo in diretta dal primo pomeriggio il Consiglio Comunale di Cagliari, dove si decide tanto relativamente all'iter per arrivare al nuovo stadio di Cagliari, quindi davvero tutte le notizie sul Cagliari Calcio, sulla vicenda Stadio Sant'Elia e sul campo per quanto riguarda la squadra di Massimo Rastelli su sardegnasport.com, mentre su directasport.it 2 appuntamenti in diretta streaming. Uno è quello che state seguendo qui dal Geopalazzo di Olbia, dove l'Ermea avanti 2-7-0 sulla Omia Cisterna, e in contemporanea da Quarto Sant'Elena gara 2 della finale di Serie B di basket femminile, con la sfida tra Antoniano e Nulvi, una sfida davvero appassionante, gara 1 vinta da Nulvi solo al supplementare. Allora davvero ce n'è per tutti i gusti su Sardegna Sport e directasport.it, le due case dello sport sardo, 1 pari il punteggio. In questo terzo set, nettamente vinti dall'Ermea. I primi 2 set, Omia Cisterna che ha fatto qualcosina di più nel secondo, ma insomma in attacco ha fatto tanta fatica a trovare soluzioni che non fossero gli attacchi di Maruoti e Barboni, che ovviamente sono andate a corrente alternate. Allora per l'Ermea è stato facile, con Brussa ma anche Camarda e Vilcu, pungere e scavare il solco decisivo per conquistare il primo punto di questa serata. Ne servono altri 2 ovviamente per non dover essere legati ai risultati degli altri campi. Ermea che si è messa sulla strada sicuramente più positiva. Andiamoli allora a vedere quelli che sono i risultati che stanno maturando sugli altri campi. Uno sguardo particolare a Aversa, dove la Clendi e la Golem Software Palmi sono sul 15 pari nel secondo set. Grande battaglia per questa sfida davvero decisiva per la lotta a salvezza e per decidere se si giocherà o meno il play out. Primo set vinto da Palmi 25-21 a Pesaro. Forlì ha vinto 26-24 il primo set. Grande battaglia anche qui, dove Forlì spera di vincere il campionato con una giornata di anticipo, mentre Pesaro vuole punti per migliorare ulteriormente la sua posizione playoff. Filotrano ha vinto il primo set a Trento 25-20, ancora in corso il secondo set. 25-19 di Monza Succhieri nel primo set, in corso molto equilibrato il secondo, con Monza avanti 14-13, addirittura d'arrivo il secondo set anche a Settimo Torinese, dove la Lilliput è avanti 25-18 e 23-15, quindi si appresta ad andare sul 2-0, mentre Caserta ha vinto il primo set 25-21 a Soverato, 15-13 Soverato nel secondo set. Insomma è andato via molto velocemente il set qui a Olbia, il secondo set, mentre in tutti gli altri campi
si è davvero nel vivo del secondo parziale. Ermea che sta andando velocissima verso la vittoria. 4-2 però in questo inizio di terzo set per la Omia Cisterna, che va al servizio con Maruotti. La battuta a cercare Camarda, Valpiani dietro da Brussa, palla non semplicissima, bene la copertura da parte di Noschese, poi il contrattacco che non viene chiuso dall'Ermea, lo può fare Camarda, che infatti non perdona. Precisissima Alessandra Camarda che ha messo a terra 11 palloni, doppia cifra per lei. 11 punti per Alessandra Camarda, ce ne sono 13 per Natalia Brussa, 6 per Adriana Vilcu, 3 per Sara Giuliani e 5 per Sofia Rebora. Momento di interruzione adesso sul campo, cala il silenzio tombale perché la Omia Cisterna chiede la formazione ovviamente al signor Pozzi, chiaramente Pristera acconsente. Momento di impasse tra il tavolo e la metà campo della Omia Cisterna. Adesso si può riprendere, un sorriso da parte di Pozzi per questo momento di incertezza, e adesso si riparte con il servizio di Natalia Brussa. L'applauso del Geopalas, era calato il silenzio tombale sull'impianto gallurese. La palla spinta per Ester Talamazzi che manda out, chiedono il tocco del muro, non è d'accordo Cisterna, non è d'accordo Talamazzi, non è d'accordo Gorghei, ma questa è la decisione del duo arbitrale e allora si ritorna in parità. Da 4-2 Cisterna 4 pari, Zampedri bene in ricezione, quindi Barboni da seconda linea con una sorta di terzo tempo. Lo stacco a una gamba, sorpasso Ermea, l'attacco è fuori da parte di Barboni. 5-4 Olbia. La battuta di Brussa che cade inesorabilmente nell'angolino alla sinistra della difesa della Omia Cisterna. 6-4, mal lasciata qui la palla da Talamazzi che adesso può attaccare. La palla contratta dal muro, ancora una possibilità per l'attacco, ancora per la numero 12 della Omia Cisterna che qui è brava in diagonale a attaccare nei 3 metri. 6-5 per l'Ermea. Servizio da parte di Lola De Arcangelis, promossa in sestetto dopo il buon finale di secondo set, la numero 4, al posto di Angelita Centi che adesso segue la parità dall'angolo. 7-5 vantaggio Olbia, servizio di Alessandra Camarda, la battuta flottante dalle parti di Maruotti. Neri va da Talamazzi, l'attaccante più calda della Omia Cisterna. Murata, ancora una possibilità per lei, palla difficile, c'è il muro di contenimento, la possibilità per Vilcu, non arriva puntuale l'intervento di Maruotti. 8-5. Neri da Talamazzi, attacco direttamente in rete, ha provato a stringere ancora la diagonale con l'attacco alla mano destra qui Ester Talamazzi, attacco però che non arriva neanche nel campo dell'Ermea che sale a più 4, 9-5. Il servizio ancora affidato da Alessandra Camarda, cenno d'intesa tra Iosi e Brussa, prima quello tra Brussa e Vilcu, assegno Bertaiola, bene qua con il primo tempo, 14 punti per Natalia Brussa, 11 per Alessandra Camarda. Ermea Olbia che chiuderà il suo campionato, la sua regular season, salvo playout che però sembrano davvero lontani dall'orizzonte dell'Ermea. Dicevamo, chiuderà in casa di Filottrano, battuta all'andata 3-1 al termine di una partita straordinaria con 38 punti di Natalia Brussa, partita che vi avevamo trasmesso in diretta su directasport.it. Ermea che dunque chiuderà, si appresta a chiudere una stagione comunque da ricordare, con la salvezza sul campo che non diciamo
insomma, ci sbilanciamo, sta per arrivare una salvezza sul campo che sarebbe comunque qualcosa di inedito, visto che l'anno scorso la permanenza nel campionato di Serie 2 era arrivata con il ripescaggio. 10-6 il punteggio, Rebora, Murata, bene la copertura di Brussa, Valpiani da Vilcu in diagonale, Zampedri c'è in difesa, ancora una possibilità per l'Ermea con Vilco, quindi le mani del muro, manca però la prontezza di riflessi alla difesa della Omia Cisterna e allora palla che cade per l'ennesimo punto di Adriana Vilcu che sale a quota 9, tutti in attacco. 11-6 il punteggio, servizio adesso per Sara Giuliani, c'è da asciugare il campo della squadra laziale, mentre in panchina Ivan Iosi si siede al fianco di Alessia Meri a registrare ancora qualcosina a livello difensivo. Alessia Meri, abbiamo detto, giocatrice di altissimo livello per questa Ermea, lo abbiamo visto da quando è entrata recentemente, direi da un mesetto in squadra. Il debutto a Pesaro, poi le ottime prestazioni contro Soverato Palmi e Forlì. 11-7 il punteggio, servizio affidato a Ester Talamazzi, battuta pesante tenuta da Camarda molto bene in ricezione, poi Rebora in qualche modo ad organizzare un attacco che però non è efficace, quindi Barboni che non chiude, Valpiani dietro da Brussa, deve andare in allungo, il muro, non c'è la copertura da parte né di Brussa né di Rebora sotto rete e allora punto per la Omia Cisterna. 11-8. A servizio Ester Talamazzi, tiene Ameri, quindi la possibilità in attacco per Vilco, palla filo rete, ancora bene Vilco a giocare con le mani del muro. 12-8. Time out tecnico in campo, più 4 Ermea, noi ci fermiamo. L'ace da parte di Beatrice Valpiani per rientrare in campo dopo il time out tecnico. 13-8, l'ace da parte della palleggiatrice di Ivan Iosi che segue la partita con grande serenità. 13-8 il punteggio, al servizio ancora Beatrice Valpiani, la battuta su Zampedri, quindi Barboni che va ad attaccare direttamente sull'asticella. E allora ancora punto Ermea, 14-8, time out per Gorghei, uscita malissimo dal time out tecnico la Omia Cisterna, allora Gorghei vuole parlarci ancora su. (14-9) il punteggio, out stavolta il servizio di Beatrice Valpiani, un ace per lei, un punto in questa partita. 14 per Natalia Brussa, 11 per Alessandra Camarda, 10 per Vilcu, 3 giocatrici dunque in doppia cifra per la squadra isolana. Adesso c'è il muro da parte di Maruotti. Per quanto riguarda la Omia Cisterna ci sono 14 punti per Arianna Barboni, briciole dalle altre, 5 per Ilaria Maruotti, 2 per Angelita Centi e Lola De Arcangelis, che si sono date il cambio nella parte finale del secondo set. Dall'inizio del terzo Gorghei ha confermato proprio la numero 4, Lola De Arcangelis. Al centro adesso la benedizione per Barboni, gran difesa di Ameri con il braccio sinistro, quindi Vilco che spinge questa palla e trova il campo, strepitosa davvero in questo frangente la difesa di Alessia Ameri, una palla che era praticamente già caduta a terra. Alessia Ameri ha messo il braccio sinistro, ha tenuto vivo un pallone estremamente complicato. 15-10. Si gira verso il suo angolo Ivan Iosi, probabilmente a chiamare un cambio. Vedremo se ci sarà una mossa da parte del coach. Forse soltanto bisogno di qualche soccorso per le giocatrici in campo. Sì, esatto, zuccheri e sali minerali. Arriva intanto il punto numero 16. Nessun cambio dunque all'orizzonte per Ivan Iosi.
qualche rifornimento energetico da portare in panchina. E allora si gioca 16-10, servizio ancora per Vilku, che stavolta forza troppo e manda la palla lunga. 16-11. La battuta di Barboni, ancora la ricezione difficile ma positiva da parte di Alessia Meri, una certezza. Poi Talamazzi, l'attacco è out da parte di Esther Talamazzi. 17-11. Iosi ha ancora a disposizione 2 timeout, uno per William Gorghei, altro al servizio va Sofia Rebora, stavolta non forza, sfiora Leis, palla che però è fuori di un palmo. (17-12) il punteggio. Battuta flottante di Maruotti che mette in difficoltà anche per il tocco del nastro Adriana Vilco, ma Brussa può organizzare un attacco. Bravissima a guardare le mani del muro, colpisce le mani del muro mentre questo sta ormai in parabola discendente e arriva il punto numero 18 per l'Ermea, il punto numero 15 per Natalia Brussa. 13 in attacco, un muro e un ace per Natalia Brussa che va al servizio, piede a terra, a battere però fuori misura. 18-13. Intanto negli altri campi sono terminati tutti i secondi set. Forlì viene raggiunta da Pesaro, 25-20 per Pesaro, sfida importantissima nelle zone alte, uno pari, dunque a Trento anche la formazione di casa raggiunge Filottrano, uno pari ad Aversa. Palmi avanti 2-0 e questa è una partita che può decretare la chiusura dei giochi per quanto riguarda la lotta salvezza, perché Palmi in questo modo staccherebbe inesorabilmente Aversa e a questo punto sarebbero retrocesse matematicamente con una giornata di anticipo Aversa, Settimo Torinese, Rovigo e Cisterna. Aversa che davvero è appesa a un filo, Ermea che invece vede vicinissima la salvezza. 19-13, Ameri in tuffo, Valpiani in bagher da Vilco, Murata molto bene da Silvia Bertaiola. 19-14. Dicevamo Palmi avanti 2-0 ad Aversa, Chieri e Monza 1-1, Settimo Torinese avanti 2-0 su Rovigo, mentre ha impattato con il 25-23 del secondo set Soverato contro la Chioto Caserta. Insomma, tanto equilibrio sugli altri campi in una giornata che, ricordiamo, la 12ª di ritorno, la penultima di questa regular season. Domenica si chiude, doppio cambio adesso per Ivan Iosi che chiama fuori Sara Giuliani e Beatrice Valpiani e chiama in campo Giulia Ceresi e Carmen Bellapiante. Proprio Giulia Ceresi ad andare al servizio sul 20-14. Ermea a 5 punti dalla salvezza matematica, da una vittoria piena che manca da tantissimo tempo e che può definitivamente far tornare il sorriso in casa Olbia dopo la paura delle ultime settimane per i risultati che sono arrivati con grande difficoltà. Neri da Barboni, ancora un'alzata complicata per Barboni che infatti non può affondare. Camarda, la pipe per Brussa, sassata ben difesa da Zampedri, ancora la possibilità per Barboni che picchia duro, molto bene Camarda in tuffo e poi Brussa può solo sfiorare Neri in difesa. 21-14. 21-14 il punteggio, più 7 Ermea, altro timeout per William Gorghei che sa di epilogo anticipato di questa partita. Ermea che ha davvero bisogno dell'ultimo tuffo per poi dare sfogo alla festa. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo sempre in diretta su Directa Sport. Servizio Giulia Ceresi, la battuta su Maruoti. Neri stavolta va dietro da Talamazzi, c'è la possibilità di contrattacco per l'Ermea che ha davvero giocato bene in difesa, buonissima la correlazione muro-difesa, ottima la ricezione. Vilco non si fa sfuggire la opportunità per mettere a terra il punto numero 14 della sua partita. E allora punteggio
che dice +8 per l'Ermea. 22-14, ancora Ceresi al servizio, la battuta piazzata su Maruoti, Neri da Barboni, il muro ad aspettarla, il muro tocca, c'è la difesa di Brussa e poi il muro su Carmen Bellapianta. 22-15, allora tornano in campo Giuliani e Valpiani al posto di Bellapianta e Giulia Ceresi. Al servizio Ester Talamazzi, classe 96. Camarda riceve bene, poi la pipe di Brussa a segno. 23-15, a 2 punti dalla vittoria l'Ermea, 2 punti dalla salvezza la squadra di Ivan Iosi. Sbaglia la ricezione Ester Talamazzi. 24-15. Cenno d'intesa tra Ivan Iosi e il suo collaboratore Marco Sinibaldi. La gioia per la squadra gallurese che sul campo adesso va a fare ovviamente il suo giro di campo. Noi andiamo a raggiungere il Taraflex. Io vado subito a prendere in diretta Ivan Iosi. Ivan, in diretta, bisogna festeggiare, insomma, che sapore ha questa salvezza? Bellissima, è meritata. Complimenti a queste ragazze che hanno fatto una gara strepitosa, hanno mantenuto l'attenzione, la concentrazione anche quando non era facile, soprattutto poi in un momento dove quando il timore di sbagliare, di farle rientrare diventa forte. Loro sono state determinate, attente, questo va fatto un plauso a tutte loro. Una salvezza bellissima, conquistata in un modo forse un po' farraginoso, ma è bellissimo, grazie. Sono felicissimo. Ti lasciamo andare a festeggiare. Grazie. Ivan. Era la festa e la soddisfazione da parte del coach, ovviamente, della formazione gallurese, mentre Alberto Tosini vi sta facendo vedere chiaramente tutta la soddisfazione della squadra olbiese. Noi andiamo anche a raccogliere le impressioni di William Gorghei. William, una partita che avete cercato di giocare al meglio, insomma, soprattutto nel secondo set avete provato a mettere in difficoltà l'Ermea, però insomma c'era poco da fare oggi. Sì, anche perché in realtà è una delle squadre che mi ha più impressionato. Anche quando ha giocato un'andata con noi l'ho vista veramente bene, poi purtroppo la classifica secondo me è un po' bugiarda e oggi l'intensità, la forza che hanno messo nel cercare di fare il 3-0, perché poi questo era l'obiettivo che volevano raggiungere, insomma, devo dire che hanno fatto una bella partita. Noi abbiamo provato a ribattere punto su punto, non è stato facile, la differenza tecnica c'è, quindi il valore anche, quindi
merito all'Ermea, insomma, per il risultato. Che dire su questa Omia che comunque ci ha provato, che ha dimostrato di avere valori tecnici comunque di un certo tipo, una squadra molto giovane, la classifica parla chiaro, però come diamo una didascalia un po' alla stagione e anche a questo finale? Sì, beh, noi sapevamo delle difficoltà, abbiamo programmato una stagione dove il progetto giovani era al centro, no, della nostra idea, e quindi questo chiaramente ci dà delle possibilità di rifare la Serie A anche l'anno prossimo. Speriamo di avere questo vantaggio, però devo dire che insomma con alti e bassi, ma le ragazze, le giovani soprattutto, hanno dimostrato in certi momenti di poter essere in grado di giocare un campionato da 2, quindi si meritano sicuramente di rifarne un altro. Grazie a William Gorghe, buon rientro, ovviamente in bocca al lupo per il futuro. Io vedo se riesco a andare a raccogliere quelle che sono le impressioni sicuramente di un soddisfatto presidente Gianni Sarti, mentre Alberto Tosini vi porta sul campo del Geopalas. Foto ricordo chiaramente qui sul parquet. Io cerco con lo sguardo il presidente Sarti che sta chiaramente accerchiando le sue ragazze per festeggiare. Foto in campo, chiamo a me il presidente Sarti per impressioni a caldo. Andiamo a raggiungere ovviamente la telecamera del nostro Alberto Tosini, un presidente Sarti che ovviamente ha speso questi primi attimi da squadra salva per rallegrarsi, per complimentarsi con tutto lo staff, con tutta la sua squadra che sapore ha questa salvezza stavolta presa sul campo con ampio merito. Ma sì, poi tra l'altro parlare di salvezza era anche un po' esagerato, perché avevamo ancora il Palmi sotto di noi e ci teniamo conto che siamo in questo momento a 11 punti dalla quart'ultima, quindi diciamo che era un problema cercare di non arrivare ai play-out e poi la salvezza, ma comunque siamo contenti e la differenza si è vista, insomma era molta. Abbiamo visto cosa vuol dire una squadra con un libero vero, credo che l'abbiamo visto tutti, a noi ci è mancato per troppe partite, però siamo contenti, era l'obiettivo principale era una salvezza tranquilla, un centro classifica, arriveremo ottavi, forse noni, quindi comunque la salvezza, una permanenza in un campionato di Serie A che per una realtà come l'Ermea vuol dire tanto, al di là di come è arrivata di una stagione dai due volti, dalle tante difficoltà. Ma assolutamente sì, ne parlavo prima con un procuratore che quando noi ci siamo affacciati a questa ribalta in molti hanno detto ma durerà quanto, retrocederà, cosa farà? Noi posso annunciare tranquillamente che se non viene giù il mondo faremo il terzo campionato di Serie A in maniera più che dignitosa, cercando di allestire una bella squadra, quindi per una città come Olbia non è facile, i sacrifici che facciamo tutti sono tanti, a volte al di là di quello che possiamo, però lo facciamo volentieri. Un grazie va anche non solo ai tifosi ma anche a tutti i dirigenti che veramente danno l'anima per questa società. Questo è un annuncio a caldo ma molto importante. Ti chiedo, dopo il quarto posto di fine girone d'andata, se hai un pizzico di rammarico per qualcosa, per un girone di ritorno abbiamo detto pieno di difficoltà, pieno di problemi, però un pochino la bocca ai playoff l'avevamo fatta. Ma sì, sicuramente, finisci quarto il girone di andata, sicuramente sì, però poi questo è la vita, questo è lo sport, non parlo mai di fortuna, però sicuramente avessimo avuto Simona De Gortes sempre in campo avremmo avuto sicuramente dei punti in più, non so quanti, però se pensiamo che poi non faremo il playoff per 4 o 5 punti, De Gortes ci è mancata 6 partite, vuol dire 18 punti. Grazie a Gianni Sarti, ovviamente buona festa e ovviamente lo ritroveremo prossimamente sulle nostre pagine. Io vado a chiudere questa diretta con l'ausilio e il ringraziamento chiaramente ad Alberto Tosini, chiaramente su directasport.it, su sardegnasport.com, sui canali dell'Ermea Olbia troverete altri contributi nelle prossime ore sulla festa post partita, sulla festa per questa salvezza arrivata con una giornata d'anticipo per la formazione gallurese. Per il momento è tutto dal Geopalas di Olbia, da Fabio Frongia e Alberto Tosini, l'augurio di una piacevolissima serata. Ovviamente rimanete su directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com.